sono la vera infrastruttura del nostro territorio e devo dire che dove ci sono donne amministratrici venete c'è qualità amministrativa, c'è competenza, c'è soprattutto determinazione, che è quella che conta Circondato poi da in donne politica, perché amministratrici, volere, nella giornata potere e dell'8 la marzo il determinazione sono presidente fondamentali della per regione raggiungere i Veneto risultati che Stefani oggi si possono ricorda riscontrare. l'importanza dell'impegno delle donne in politica ed estende un messaggio a tutte le donne del Veneto illustrando quello che sarà l'impegno della regione, soprattutto nel welfare, per superare quel divario di genere che ancora è presente ed ancora impedisce alle donne, in politica come nel mondo del lavoro, di eguagliare gli uomini. Noi metteremo a disposizione 6 milioni di euro già con il prossimo bilancio e soprattutto la mia ferma intenzione è realizzare un ente strumentale, Veneto Welfare, che già esiste, ma mi piacerebbe renderlo un ente strumentale autonomo, soprattutto alla luce della prossima capacità della nostra regione di poter incamerare anche la competenza sulla previdenza complementare integrativa e far sì che questo ente strumentale possa garantire un accompagnamento delle nostre piccole e medie imprese nelle politiche di welfare. Oggi uno dei maggiori fattori di attrattività delle imprese è il welfare aziendale, la capacità di conciliare vita e lavoro anche per i più giovani e quindi riuscire a potenziare questi aspetti significa avere una maggiore attrattività del nostro territorio.